Noi abbiamo sempre detto che come Azione il nostro miglior risultato è quello di fare in modo che emergano dei candidati moderati in entrambe le coalizioni. Centrosinistra ha fatto un candidato moderato e quindi siamo già soddisfatti, vediamo cosa farà il centrodestra. E se alla fine il nome di Giovanni Manildo fosse quello che convince Azione a scegliere il campo largo del centrosinistra? L'avvocato che sconfisse Gentilini a Treviso conquistando la rocca leghista non è ancora stato ufficializzato per la corsa a governatore, ma la scelta sembra ormai un segreto di Pulcinella. E i calendiani, che i più hanno sempre dato vicino al centrodestra per le regionali in Veneto, potrebbero anche cambiare idea, nel segno di un candidato che il presidente regionale di Azione conosce molto bene per averci lavorato fianco a fianco per anni. L'apprezzamento a Giovanni Manildo non può che esserci perché insomma è un apprezzamento che viene da lontano, dopodiché insomma la politica si fa anche con i programmi. E senza dimenticare che alla fine la decisione spetterà pur sempre a Carlo Calenda, uno che non ha mai lesinato lodi nei confronti dei leghisti come Zaia e Conte. Mai dire mai dunque, ma è significativo che il nome di Manildo riesca a mettere d'accordo elementi distanti come Azione e Alleanza Verdi-Sinistra. Se non è campo largo questo. Giovanni Manildo è l'unico sindaco che ha sconfitto la Lega nel suo momento di forza del centro-sinistra, purtroppo è anche l'unico della città di Treviso che non ha fatto il secondo mandato. Esatto. Ma c'è un motivo però del perché non ha fatto il secondo mandato. Ce lo spieghi in 10 nel secondi. 2013 centro-sinistra tradizionale e abbiamo vinto. Nel 2018 invece qualcuno gli aveva suggerito che si poteva fare a meno della sinistra perché bisogna andare a prendere i voti di centro e i risultati li abbiamo visti e infatti oggi penso che invece la candidatura di Manildo come eventuale governatore della regione possa rappresentare trasversalmente tutta la coalizione. Messaggio chiaro al Partito Democratico che intanto cerca di fare ordine e continua a schermirsi sul nome. Manildo? Sì, certo, è un'ipotesi, ma solo una delle tante sul tavolo. La tattica, presa in prestito dallo sport, è quella dell'attendismo. Le regionali sono come una partita di calcio, quindi si attua la formazione migliore quando si capisce che squadra mette in campo anche l'altra parte e francamente per una volta mi lasci dire che questo tavolo si sta conducendo in maniera ordinata sui temi, avendo portato sulle piazze 21.000 persone chiedendogli che Veneto desiderano per il futuro. Una cosa è certa per il PD regionale, contromessaggio agli alleati di coalizione. Il timone delle decisioni spetta al partito di maggiore peso elettorale. Nel rispetto di tutte le sensibilità del campo progressista, parlo di AVS, parlo dei 5 Stelle, parlo di Italia Viva e capiremo nelle interlocuzioni che ci sono rispettose con Azione se le nostre proposte sono buone, ma il Partito Democratico ovviamente rivendica la gestione e la proposta in accordo con gli alleati di una candidata o di un candidato valido.